Il tema delle migrazioni viene spesso affrontato di pancia, a volte senza cognizione di causa, con molta semplificazione e numeri il più delle volte non verificati. Ne è convinto Andy Nganso, medico di Cantù di 30 anni, originario del Camerun ma italiano di adozione, tra gli ospiti dell'incontro Confini e racconti a Sestri Levante. Nganso ha descritto un percorso ordinario di integrazione. Per raccontare un pochettino quello che è la migrazione oggi su un altro punto di vista, perché siamo ormai abituati a un racconto molto propagandistico della migrazione, quando invece ad oggi la migrazione rappresenta una delle arterie del mondo. Nell'occasione è stato proiettato il documentario girato da Ruben Lagattolla a bordo della nave Aquarius, dove ha raccontato la vita di bordo dei soccorritori e alcuni interventi in mare aperto. Quello che accade a bordo della nave Aquarius, quello che mostriamo qua, è soltanto un piccolo aspetto di tutto quello che è il contesto delle migrazioni intorno al Mediterraneo verso l'Europa. Speriamo poi magari di riuscire a far sorgere qualche dubbio tra le persone. L'incontro all'ex convento dell'Annunziata, patrocinato dal comune e da numerose associazioni, è stato promosso da un gruppo di amici per sensibilizzare il territorio sull'accoglienza dei migranti. Il nostro evento non ha uno scopo di tipo politico, ma semplicemente informativo. In un periodo in cui si specula molto sul tema delle migrazioni e dell'accoglienza, abbiamo invitato persone di esperienza che ci possano parlare di cosa realmente accade. Tra gli altri ospiti Andrea Torre, direttore del centro studi MEDI Migrazioni nel Mediterraneo, e Monica Napoli, giornalista di Sky TG24. La mia esperienza si concentra soprattutto su Ventimiglia e dunque sui rapporti tra Italia e Francia, e dunque sono stata invitata proprio per cercare di raccontare questo aspetto, che è un aspetto problematico per l'Europa, cercando appunto di poter raccontare ma anche dare un messaggio di solidarietà, perché in realtà quello che succede a Ventimiglia succede ancora oggi, non è ancora finito, ancora ci sono decine e decine di persone bloccate alla frontiera.